Oltre ai falò del pane vin e dei Brusalaveccia, si infiammano anche le discussioni sull'inquinamento atmosferico che viene provocato dalla pratica di tale tradizione, soprattutto in Veneto, dove tale tradizione è ben radicata. Le centraline di ARPAV hanno infatti segnalato un po' ovunque dove si sono accesi i roghi picchi allarmanti di polveri sottili, PM10 ma anche PM2.5, 121 microgrammi di polveri inquinanti per metro cubo nella provincia di Venezia, quando il limite è di 50 e dopo che si erano registrati valori oltre soglia anche nei giorni precedenti. In pianura padana la qualità dell'aria è già critica durante l'inverno, la mancanza di ventilazione e le condizioni meteo non migliorano certamente la situazione, ma anzi aiutano a intrappolare gli inquinanti vicino al suolo. L'evento è sostenuto dal presidente della Regione Veneto, ma non da tutti i rappresentanti della Regione, soprattutto quelli all'opposizione. Un evento isolato, secondo l'assessore regionale all'ambiente Bottaccin, rispetto alle altre giornate in cui si sfora il limite. Anche Legambiente si è fatta sentire chiedendo che la tradizione vada rivista, sostituendo i falò con altri più piccoli o con altri tipi di intrattenimento, anche a valenza solo simbolica, in modo che la qualità dell'aria non subisca peggioramenti. Si dovrebbe spingere la popolazione a una maggior sensibilizzazione al tema dell'inquinamento ambientale, incentivare le tradizioni di minore impatto ambientale ma di pari valenza culturale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.